Treviso con le forze dell'ordine per confrontarsi sul tema della sicurezza, numero di reati contenuto, niente zone rosse, ma DASPO per allontanare i soggetti pericolosi e controlli potenziati. Elezioni regionali tra i temi della conferenza stampa della Premier Meloni, che sul nome del candidato del centrodestra rivendica il ruolo di Fratelli d'Italia, ma la Lega continua a sostenere la sua leadership. In Consiglio dei Ministri il governo impugna la legge della campagna che autorizza il terzo mandato per il presidente De Luca, ribadendo così lo stop anche a Zaia in Veneto. Aggressione e resistenza pubblico ufficiale, arrestato dai carabinieri 39enne a Preganziola che voleva incontrare la sua ex contro la sua volontà. Aveva fatto perdere le sue tracce ed era scappato in Francia il bengalese che a fine novembre aveva molestato nella stazione dei treni una ragazzina di 14 anni, ora fa sapere di voler tornare per costituirsi. Monossido di carbonio, il tema di drammatica attualità dopo la morte ieri a Tarso di un 75enne, in aumento gli interventi dei vigili del fuoco, 30 in un mese. Sorpresi a gettare 3 sacchi di spazzatura nella scappata del torrente Fiorentina, Selva di Cadore, denunciati 2 turisti veneziani che hanno ammesso: volevamo disfarci dell'immondizia prima di tornare a casa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano il tema della sicurezza in città, con il vertice che c'è stato questa mattina in prefettura con questore, prefetto, sindaco e comandante provinciale dei Carabinieri. Nessuna zona rossa sarà identificata, ma sarà applicato il DASPO per allontanare i soggetti pericolosi da Treviso. Sentiamo. Abbiamo concordato con il sindaco di ampliare le aree di interesse già previste nel regolamento di polizia urbana per l'applicazione dei DASPO, allargandole a quelle vie che non erano previste formalmente. Già di fatto c'era un controllo rafforzato e di ampliarlo quindi anche nel regolamento di polizia urbana a via Collalto, via Castelmenardo, piazza Pio X e via Dandolo. A Treviso non ci saranno zone rosse. La statistica dei reati nelle mani del prefetto Angelo Sidoti è stata condivisa stamane nel corso di un delicato comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La città è sicura. Una misura però sarà adottata per gestire l'escalation di violenza registrato negli ultimi mesi. Zone più sorvegliate, DASPO per allontanare da queste i soggetti pericolosi. Quelle aree che sono interessate da questi fenomeni, che sono zone limitrofe alla stazione ferroviaria o zone limitrofe a luoghi di culto o beni architettonici artistici. Al tavolo, accanto al questore Alessandra Simone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo, e il primo cittadino Mario Conte, che da giorni attendeva l'incontro di oggi. Con grande soddisfazione possiamo anche dire ai nostri cittadini che Treviso resta saldamente la città più sicura del Veneto. E quindi ho ringraziato le forze dell'ordine per il grande lavoro che svolgono. Ovviamente ci sono dei punti sui quali dobbiamo intensificare. Il prossimo passo sarà una riunione tecnica per stabilire quali quadranti della città attenzionare. Tra i quartieri citati San Liberale e San Zeno. Allontanare soggetti pericolosi attraverso DASPO per disgregare il branco e disinnescarne la pericolosità sociale. Abbiamo un aumento sensibile dei fatti commessi dai ragazzi, dai minorenni, che porta a un aumento appunto sensibile di episodi criminosi con aggressioni fisiche. Nessuna sottovalutazione dei problemi, anche questo è uno degli esiti del comitato, chiarisce il primo cittadino Mario Conte. Abbiamo chiesto di rafforzare gli organici al Ministero proprio perché non vogliamo abbassare la guardia, non vogliamo sottovalutare la situazione, però è altrettanto giusto dire che Treviso rispetto alle altre città d'Italia e del Veneto è ancora un'isola felice. È dura l'opposizione sulla questione sicurezza per il capogruppo Dem Stefano Pelloni. Identificare le aree in cui intensificare i controlli comporterà solo uno spostamento del problema.
Spostare i problemi invece di risolverli, bolla così l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di questa mattina. Il capogruppo Dem Stefano Pelloni, da sempre critico nei confronti della gestione dell'escalation di violenza in città da parte di Cassugana. Pelloni parla di investimento necessario, soldi da spendere per potenziare i servizi sulle strade ma anche nelle strutture sanitarie. Da tempo non si investe nella riduzione delle dipendenze, bisogna anche intervenire nel territorio con degli operatori che possano intercettare queste situazioni di disagio, parlare con le famiglie in maniera più con operatori specializzati del sociale. Questi provvedimenti non fanno altro che spostare il disagio, la criminalità in altre aree della città e quindi sono solo palliativi di brevissimo respiro per spostare da una via a un'altra dei problemi. Era già successo l'anno scorso quando il presidio in Piazza Borsa ha spostato i problemi nella zona di Piazza Pio X. Rimanda poi il capogruppo Dem alla dialettica interna agli alleati che proprio sul tema della sicurezza ha fatto scoccare le prime scintille. Se il sindaco pensa che la città sia sicura dovrebbe confrontarsi con gli esponenti di Fratelli d'Italia e i suoi esponenti della sua maggioranza che non la pensano nella stessa maniera. Omicidio di via Castelmenardo. Gli avvocati dei due maggiorenni arrestati per l'omicidio di Francesco Favaretto, il 22enne colpito a morte lo scorso 13 dicembre nel cuore di Treviso, domani si presenteranno davanti al Tribunale del Riesame a Venezia per discutere le due istanze con cui chiedono la scarcerazione dei loro assistiti. Il GIP di Treviso aveva invece confermato la misura cautelare in carcere. Il terzo, finito dietro le sbarre per questo grave fatto di sangue, è un minorenne, un omicidio maturato dopo una violenta lite legata a questioni di droga. Il sindaco Mario Conte, a margine del vertice sulla sicurezza in prefettura, ha detto: il lavoro degli avvocati lo lascio fare agli avvocati, ma sono convinto che l'opinione pubblica voglia giustizia e coloro che sono i responsabili di questo omicidio devono finire in carcere. La Polizia di Stato ha chiuso il cerchio intorno ai presunti responsabili della rapina aggravata del febbraio di 2 anni fa nel sottopasso di via Veniere in zona Chiesa Votiva a Treviso. Un 19enne, all'epoca minorenne, è stato denunciato in seguito a quei fatti. Erano stati identificati altri 4 componenti del gruppetto che aveva accerchiato e rapinato un giovane di 23 anni, costringendolo a consegnare un telefono, il portafoglio ed un pacchetto di sigarette. Con la denuncia del 19enne, secondo la polizia, sono stati identificati e segnalati all'autorità giudiziaria tutti i soggetti coinvolti, per i quali i rispettivi procedimenti giudiziari sono tuttora in corso. E sono stati identificati gli 8 giovanissimi vandali che la notte di Capodanno hanno provocato danni per 45.000 euro alla nuovissima pista di atletica di Cimadolmo. Il sindaco li sta convocando in comune in questi giorni assieme ai genitori. Pagheranno i danni. Hanno tra i 13 e i 17 anni gli 8 ragazzi identificati dalla polizia locale di Cimadolmo che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di numerosi episodi di vandalismo nel comune. Il più grave è la notte di Capodanno, quando dopo aver scavalcato la recinzione del campo sportivo, appena inaugurato e costato 180.000 euro, hanno sparato dei botti danneggiando la pista di atletica per 45.000 euro. Sul caso è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini. Spero che il sindaco vada dalle mamme e dai papà di questi cretini per farsi rimborsare i soldi, perché non è giusto che siano tutti i cittadini a pagare per l'imbecillità di qualcuno, queste cosiddette baby gang. Sindaco che si era già attivato con i vigili urbani e in questi giorni sta convocando in comuni i ragazzi con le famiglie. Le riprese sono chiare e si vedono, quindi sono stati tutti identificati. A uno a uno li sto cercando di capire, sto cercando di ricostruire tutto. A qualcuno l'ho chiamato, gli ho parlato, naturalmente hanno negato, ma devo andare avanti e concludere l'intera vicenda. Penso che entro sabato concluderò tutto. Giustamente questa volta saranno sottoposti a ciò che prevede la normativa, ciò che la legge, cioè il danneggiamento e il rimborso anche dei danni che hanno causato. Ma ciò che mi fa rimanere perplesso, come fanno questi ragazzi, anche se era Natale o Capodanno, posso capire, fino alle 2 di notte in giro, ma come fanno gli altri giorni a stare fuori fino alle 11, a mezzanotte, perché noi è più di un anno che l'attenzioniamo.
Da mesi la banda di giovanissimi è in azione a Cimadolmo, danneggiando più volte gli impianti sportivi, distruggendo i pannelli isolanti, vandalizzando i magazzini e gli spogliatoi, imbrattando i monumenti ai caduti. Ora l'ultimo gravissimo episodio per il quale il sindaco chiederà il risarcimento dei danni. Penso che i genitori si assumano una propria responsabilità e penso che i genitori sappiano anche cosa fanno i ragazzi fuori. Cioè non si può venire in ufficio a contestare alcuni fatti, stare zitti e dire io non sono stato, io non so nulla. Anche i genitori devono capire che devono controllare i propri figli. E in comune monta la rabbia anche perché le finanze sono sempre più risicate e un danno così ingente non può pesare sulla collettività. Già siamo in difficoltà a non aumentare le tasse, non l'abbiamo mai aumentato dal 2014 a oggi. Siamo in difficoltà a cercare di non aumentare il costo della mensa, dei trasporti e di altre cose. Abbiamo fatto difficoltà a trovare 45.000 euro per cercare di non aumentare i pasti per i bambini. E oggi mi trovo un debito di 45.000 euro per 4 ragazzi che non sono in condizione di capire i danni che hanno fatto. Anche le elezioni regionali nella conferenza stampa di fine anno della Premier Giorgia Meloni, che ha risposto ad una domanda sul futuro candidato alla presidenza del Veneto, sottolineando il ruolo di Fratelli d'Italia. Ma in Veneto la Liga continua a rivendicare la guida della regione come la linea del Piave. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Le elezioni regionali in Veneto e le tensioni tra partiti della maggioranza irrompono nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, che rimarca la volontà già espressa localmente di Fratelli d'Italia nel rivendicare la presidenza di Palazzo Balbi. Della questione, continua la Premier, si sta già parlando con gli altri leader del centrodestra e si stanno valutando le condizioni nelle diverse regioni. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Se a Roma si discute, in Veneto le rivendicazioni di Fratelli d'Italia sulla guida della regione continuano ad essere rifiutate dalla Liga. Così Mario Conte a Focus. Io rappresento 560 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine, quindi c'è una cultura amministrativa importante. La stragrande maggioranza di questi sindaci sono marchiati Lega, perché più di 200 sindaci in Veneto sono leghisti, e credo che questo sia un marchio di qualità e soprattutto un peso specifico politico importante da portare al tavolo della trattativa, tant'è che ci sentiamo forti di pretendere e chiedere a gran voce che la guida della Regione Veneto rimanga in casa Lega. E al di là di quelli che sono i termini della discussione romana, le prossime regionali sono viste dal Carroccio Veneto come la linea del Piave. Per noi è una questione di vita o di morte, è per questo che noi diciamo che siamo pronti anche alla corsa solitaria, perché per la Lega e per la Liga la partita del Veneto è fondamentale per il futuro dell'esistenza del nostro partito in Veneto, ma credo che l'esistenza e la forza di una Liga veneta sia fondamentale anche per la tenuta del governo. E mentre le parole di Giorgia Meloni sembrano escludere l'ipotesi di uno slittamento del voto alla primavera 2026, è certo che il governo impugnerà la legge della Campania sul terzo mandato, con le ripercussioni che questo avrà anche sul Veneto e di desiderata della Lega e Luca Zaia. Di fine di un ciclo politico parla il segretario Dem Martella. Non ci potrà essere un altro mandato per Zaia e si aprirà un nuovo ciclo politico, anche perché questo è esaurito e si sta esaurendo anche piuttosto male. Aggressione e resistenza pubblico ufficiale, arrestato dai carabinieri un uomo a Preganziol che voleva incontrare la sua ex. Ha aggredito a Preganziolo un 33enne che gli impediva di accedere a un'abitazione in cui si trovava la sua ex fidanzata. I carabinieri, chiamati per riportare la calma, hanno parlato con la donna, verificando che non aveva nessuna intenzione di incontrare l'ex compagno. L'uomo, un 39enne residente nel Trevigiano, alterato e privo di documenti, è stato quindi accompagnato in caserma per le procedure di identificazione. Ma lì, durante il fotosegnalamento, ha opposto resistenza, insultando i militari e minacciando atti autolesionistici, ed è stato arrestato per aggressione e resistenza pubblico ufficiale.
Durante le operazioni di identificazione è andato in escandescenza e quindi si è reso necessario poi operare l'arresto, che è stato poi convalidato in sede di udienza direttissima. E il giudice ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In questo caso il soggetto ha eletto domicilio a Longarone, in provincia di Belluno, e quindi si recherà giornalmente alla stazione Carabinieri di Longarone per apporre la firma in attesa del processo. Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia del radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Treviso si è scongiurato il peggio. L'Arma ha alzato il livello di guardia sui fenomeni di violenza di genere che negli ultimi tempi hanno causato diverse tragedie. Sicuramente il nostro intervento è riuscito a riportare la calma e in questo caso si è reso anche risolutivo, perché poteva esserci un'escalation che poteva portare a conseguenze ulteriori. Ora la donna potrà attivare il codice rosso per difendersi dal 39enne e chiederne l'allontanamento. Ha fatto sapere tramite il proprio avvocato di voler tornare in Italia e costituirsi il 20enne bengalese accusato delle molestie sessuali in stazione a Treviso nei confronti di una 14enne di paese che nel pomeriggio del 25 novembre stava aspettando il treno sulla banchina. Senza fissa dimora e nulla facente, il giovane aveva avvicinato la ragazzina afferrandola e baciandola. Lei era riuscita a divincolarsi e scappare, a riconoscere poi il giovane attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Lui, pur sottoposto all'obbligo di firma, aveva fatto perdere le sue tracce fuggendo in Francia. Lo stesso individuo è accusato di avere molestato un'altra ragazza un mese prima alla stazione di Montebelluna. Avrebbe maltrattato una quindicina di anziani ospiti nella casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Per il GIP poteva tornare al lavoro. Non ci sono esigenze che giustifichino l'adozione della misura cautelare richiesta. Questa è la motivazione espressa dal GIP Marco Biaggetti, che ha respinto la richiesta della Procura di Treviso di applicare l'interdizione delle attività professionali al 48enne operatore sociosanitario dipendente dell'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Insomma, l'uomo sarebbe potuto tornare a lavoro nell'istituto nonostante le gravi accuse che gli sono state mosse. A far scattare le indagini da parte dei carabinieri un esposto presentato da alcuni familiari degli ospiti. Il 48enne, secondo l'accusa, avrebbe maltrattato almeno una quindicina di anziani sia fisicamente che psicologicamente con insulti e umiliazioni. L'operatore era stato indagato così per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Davanti al giudice il 48enne avrebbe spiegato che a causa anche della carenza di organico le condizioni sul posto di lavoro erano particolarmente difficili. Sulla vicenda e sulla possibilità di rientro dell'operatore sociosanitario indagato per i presunti maltrattamenti è intervenuto con un comunicato lo stesso Istituto Malanotti. In riferimento alle notizie circolate sugli organi di stampa, allo Stato non possiamo che confermare l'alta qualità del servizio e l'assoluta professionalità di tutto il personale attualmente in servizio. Prosegue la nota. Precisiamo che sin dalle prime notizie abbiamo avviato un'indagine interna per chiarire se sussistano fatti degni di nota e in attesa del completamento della stessa è stata comunque disposta la sospensione cautelare del dipendente. L'istituto inoltre è pronto e disponibile a collaborare attivamente con le autorità competenti. Alle famiglie degli ospiti, a tutti i professionisti e tecnici quotidianamente impegnati nella cura degli ospiti rivolgiamo un nostro pensiero per il turbamento che le notizie circolate possano aver loro causato. Ribadiamo comunque il nostro impegno per la cura e l'assistenza dei nostri ospiti, confermando che l'ambiente dell'istituto è sereno, sicuro ed accogliente. Questa è la nota dunque dell'istituto Malanotti. E proseguiamo con la cronaca. I carabinieri di Treviso hanno scoperto lavoratori in nero e gravi violazioni in tema di sicurezza durante una serie di controlli nella Marca. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso hanno effettuato nella Marca una serie di controlli su diverse attività commerciali per prevenire e reprimere lo sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Durante questi controlli sono stati scoperti 4 lavoratori in nero, tra cui un cittadino extracomunitario irregolare e numerose inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state sanzionate 10 aziende e per 4 di queste è stata sospesa
sospesa l'attività imprenditoriale. Durante i controlli in un'occhialeria a Pederobba sono stati trovati 3 lavoratori in nero, di cui uno irregolare. L'attività è stata sospesa. Nel settore edile, 3 aziende nei comuni di Silea, Castello di Godego e San Biagio di Callalta sono state sospese per mancata sicurezza nei lavori in quota. Nel 2024 il NIL di Treviso ha ispezionato oltre 200 aziende, verificando la posizione di circa 800 dipendenti, 55 dei quali lavoravano in nero. Sono state riscontrate oltre 230 inadempienze in materia di sicurezza e adottati 67 provvedimenti di sospensione dell'attività. Le sanzioni amministrative e le ammende contestate ammontano a oltre 2.200.000 euro. Ed ora il dramma dell'incidente stradale a Trevignano costato la vita a Marica Visentin. La famiglia in questo momento chiede chiarezza e che vengano accertate le responsabilità dei conducenti di mezzi. Hanno affidato allo studio 3A l'incarico di seguire le fasi dell'inchiesta sul tragico incidente nel quale ha perso la vita Marica Visentin. I familiari, chiusi nel dolore, vogliono sapere la verità su quel drammatico schianto. Nominato il consulente della procura, così come quello della famiglia della vittima. Noi abbiamo messo un nostro perito che parteciperà alle operazioni peritali. Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi per avere l'esito di questa perizia, che ha l'obiettivo di accertare definitivamente le responsabilità. Nel registro degli indagati sono finite 2 persone: l'autista del furgone che ha travolto Marica Visentin, morta sotto gli occhi della figlia di 10 anni, e l'automobilista che si è schiantata contro il van. Un incidente che nulla aveva a che fare con le 2 auto parcheggiate al lato della strada, quella di Marica e la vettura della mamma della vittima, ferma perché in panne. Loro stavano solo attendendo il carro attrezzi quando il furgone, urtato dalla vettura, è finito contro la donna. La famiglia, che vive a paese, è sotto shock. La famiglia richiede appunto discrezione, richiede di vivere il proprio dolore in maniera riservata e quindi sono una famiglia unita che si stanno facendo forza l'un l'altro in questo momento, insomma, triste. L'amministrazione comunale di paese si è resa disponibile per qualsiasi bisogno, sia per la piccola che per la famiglia. La comunità si stringerà sabato al dolore dei parenti per l'ultimo saluto a Marica Visentin nella chiesa di Porcellengo alle 10. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. A quasi un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, il punto con le sanzioni elevate dalla polizia locale di Treviso. Timori dei trevigiani per le stangate, soprattutto per la guida con il telefonino ed in stato di ebbrezza, ma l'infrazione più rilevata è quella della sosta abusiva sul park per disabili. 6 sospensioni della patente per uso del cellulare alla guida con relativa multa da 250 euro, 2 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 2 violazioni per uso del monopattino senza casco. I numeri delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Treviso a quasi un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada evidenziano come la stretta imposta dalla normativa un primo effetto l'abbia già prodotto ed il timore delle conseguenze davvero pesanti sul portafogli ma soprattutto sulla patente inviti alla prudenza. Ci sono stati già i primi casi in cui è stato necessario operare secondo la nuova previsione normativa, per cui abbiamo già operato contestualmente alla contestazione della violazione anche il ritiro e la sospensione breve. Massima attenzione all'uso del telefonino se non si vuole incorrere in una stangata sulla patente. L'operatore di polizia potrà quindi durante la fase di controllo accertare quanti punti sono presenti sulla patente del conducente e se inferiori a 20 potrà sospenderla, ritirarla per meglio dire, e immediatamente sospenderla. E se i punti sono inferiori a 20 ma non meno di 10, allora la sospensione sarà pari a 7 giorni e se invece è inferiore a 10 punti la sospensione è pari a 15 giorni. Sospensione immediata alla quale si aggiunge poi quella decisa dal prefetto, forte inasprimento anche per la guida in stato di ebbrezza. Ha superato come quantitativo di alcol nel sangue lo 0,8 grammi litro e fino a 1,5 grammi litro, per lui sarà prevista un periodo
periodo pari a 2 anni in cui non potrà condurre veicoli se non con un tasso alcolemico pari a 0. Anni che salgono a 3 se si supera l'1,5 grammi di alcol per litro di sangue, con l'aggravante dell'installazione dell'alcol lock sull'auto, ma per quest'ultimo aspetto mancano ancora i decreti attuativi. Tra le violazioni dei trevigiani al nuovo codice, però, quella rilevata più di frequente dalla polizia locale è quella della sosta negli stalli riservati ai disabili senza averne titolo, ben 19, con sanzione di 330 euro e 4 punti in meno sulla patente. Monossido di carbonio, in aumento gli interventi dei vigili del fuoco, già 30 in un mese. A dicembre si sono abbassate le temperature e sono entrate in funzione stufe e impianti di riscaldamento, un periodo questo che ha visto un aumento significativo di chiamate al 115 per fuoriuscita di monossido di carbonio. Siamo arrivati a circa quasi 30 chiamate dal 1° di dicembre per intossicazione e inquinamento, quindi parliamo di uno e dell'altro, non soltanto interventi in cui tutte le volte le persone sono state accompagnate all'ospedale o altro. È quasi uno al giorno praticamente, è un poco meno, è un numero elevato. Numerosi episodi nella Marca, famiglie intere che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, 2 decessi. Rossana Billi, 62 anni, trovata priva di vita nella sua casa a San Pietro di Feletto, e Angelo Franceschet, 73 anni, di Conegliano, morto in un ricovero di animali. Il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso perché è incolore, inodore e insapore, insomma invisibile, ma può essere letale. L'incremento di interventi negli ultimi anni è da ricollegare a tanti fattori. Uno di questi è probabilmente attribuibile al fatto che i nostri impianti di produzione calore, che siano camini, stufe, che siano caldaie, invecchiano. E invecchiando possono non funzionare più come funzionavano una volta, e se ometto di fare quelle che sono le manutenzioni periodiche annuali, il rischio è che a un certo punto i fumi e i gas che dovrebbero andare fuori non vanno più fuori, ma tendono a rientrare all'interno. Non solo, perché un'altra causa è che le case sono sempre più ermetiche, proprio per evitare la dispersione del calore, spiega, ma senza adeguata areazione può diventare pericoloso. Ad aggiungersi a questo gli elevati costi dell'energia, che hanno portato ad un altro problema, l'incremento dell'utilizzo dei bracieri. Talvolta i cittadini tendono a utilizzare soluzioni di fortuna, soluzioni estremamente artigianali. La più pericolosa e la peggiore in assoluto è i bracieri fatti in casa. Questi qua sono praticamente estremamente pericolosi, nonché vietatissimi, anche perché la brace, a differenza dell'incendio con fiamma, produce molto più monossido, pertanto il rischio è estremamente più amplificato. In caso di sospetta fuga di monossido è fondamentale allertare subito il 115 Vigili del Fuoco e il SUEM 118. Sono stati fissati i funerali di Gianfranco Caufini, il 50enne di Albaredo di Vedelago, morto poco prima di una partita di padel. L'uomo era appena entrato in uno dei campi presenti negli impianti sportivi di Loreggia, provincia di Padova, quando ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante l'intervento immediato sia da parte dei colleghi che hanno tentato di rianimarlo che poi dei soccorsi, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Trasportato all'ospedale di Campo San Piero, è morto poco dopo. L'ultimo saluto a Gianfranco Caufin, sposato e padre di 2 figlie, è stato fissato per sabato 11 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Albaredo di Vedelago. Ed ora l'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso. Se AIR3 dovesse presentare ricorso contro la sentenza del TAR Veneto dello scorso 23 dicembre, che ne ha decretato lo stop, comitati e politica avrebbero già pronto il piano B, una relazione in 10 punti. Ne sveliamo 2. Treviso infatti è la fotocopia di quell'aeroporto là perché a fine pista c'è un'antenna, l'antenna del localizzatore, che qua a Treviso, diciamo così, è messa praticamente dopo il fine pista circa 200 metri. E là appunto, oltre ad esserci questa antenna, c'è anche un muro. Il muro contro cui è andato a sbattere l'aereo della compagnia sudcoreana Jeju Air, protagonista di uno dei disastri aerei più pesanti, con 179 morti la sera del 29 dicembre. A citarlo è Valdo Tamantini Barbarossa, già promotore di un esposto contro il Canova attraverso Codacons Veneto e già controllore di volo sia all'aeroporto di Treviso che a Tessera. Rivela che i ricorrenti contro il progetto di ampliamento dello scalo trevigiano
Milano, che hanno ottenuto lo scorso 23 dicembre un nuovo stop da parte del TAR del Veneto al progetto, hanno già preparato una relazione di 10 punti da presentare a fronte di un eventuale ricorso contro l'ultima sentenza della società di gestione. Tra i punti di forza della relazione ci sono la reale lunghezza e pendenza della pista. La pista, pur essendo 2400 metri, in realtà il punto di contatto delle ruote con la pista non avviene all'inizio pista ma a 600 metri più avanti. Il touchdown point là è a 600 metri, quindi cosa rimangono? Rimangono 1800 metri. Non può essere sbandierata che abbiamo una pista di 2400 metri, 1800 metri. Inoltre c'è un dislivello verso Treviso in discesa praticamente di 2 metri circa dall'inizio pista a fine pista che vanno a pesare ulteriormente, quindi i piloti sono costretti a dover utilizzare il reverse. Che i piloti sudcoreani non avrebbero potuto attivare in mancanza del motore funzionante. Come Codacons Veneto, aggiunge Barbarossa, auspichiamo la liberalizzazione presso il Canova dei voli di piccolo e medio tonnellaggio, ovvero voli privati e di Aeroclub, destinando invece ad Istrana o Tessera quelli di grosso tonnellaggio, aprendo l'aeroporto militare anche al traffico civile. Di merito al servizio andato in onda lo scorso 7 gennaio che documentava l'arrivo della Befana al Banco Solidale di Sant'Artemio, siamo a precisare che i doni mostrati nelle immagini oggetto dell'intervista sono stati portati dai rappresentanti dell'Associazione Culturale Paracadutisti Dea Bellona di Montebelluna, un'associazione che nulla ha a che vedere con il nucleo paracadutisti citato nel servizio, che invece fa parte della sezione Piave ed è un'associazione d'Arma legalmente riconosciuta con DPR numero 620 del 1956. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Le giovani donne bellunesi ed il mercato del lavoro in un'indagine della Fondazione Corazzin, resa nota oggi in un workshop ospitato al Centro Giovanni XXIII nell'ambito del progetto regionale per la parità e l'equilibrio di genere. Preoccupante l'esito. Poco più del 60% delle giovani bellunesi fra i 18 e i 35 anni che hanno un'occupazione hanno partecipato al questionario che ha indagato i fattori che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, hanno dichiarato la loro insoddisfazione per l'impossibilità di ambire a una valorizzazione dei talenti e le criticità di conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro. È una fotografia che invita a una riflessione ampia, quella scattata dalla Fondazione Corazzin nell'ambito di Fem Factor Dolomiti, il progetto approvato dalla Regione Veneto nel quadro delle attività previste dai progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l'equilibrio di genere. Doppio il fronte è emerso. Da una parte delle opportunità che anche le aziende offrono e c'è una richiesta importante da parte delle aziende di inserire giovani, anche giovani donne all'interno dei loro organici, c'è una possibilità di opportunità anche di creazione di impresa sul territorio, ma rispetto a questo una grande fatica. Una fatica che non è legata esclusivamente alle caratteristiche morfologiche del territorio bellunese, quanto a una difficoltà di distribuzione dei compiti quotidiani in famiglia e soprattutto dalla mancata valorizzazione dei talenti dei giovani che al lavoro chiedono non solo una sopravvivenza economica, ma un modo di lavorare che li possa valorizzare e non distruggere fisicamente. Una cosa che emerge è che fino ai 30 anni la creazione di una famiglia è veramente complicato, è difficile. E quindi oggi più che mai sostenere le donne significa creare ambienti di parità nel lavoro e occasioni di crescita professionale e sociale. La questione della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita si ripresenta ciclicamente, ma risulta essere il nocciolo della questione ed è dirimente anche nelle scelte. Se non riusciamo, questa è una percezione che avevamo quando abbiamo presentato il progetto e non può che essere confermata sia dalle ricerche che dall'incontro che abbiamo fatto nelle varie attività con le giovani donne, e questo tema è sicuramente ancora da sviluppare, ma soprattutto da trovare delle soluzioni finalmente, perché altrimenti ce lo porteremo avanti ancora per molto tempo.
Colti in flagranza di reato mentre si liberano di 3 sacchi di spazzatura gettandoli in una scarpata nel torrente Fiorentina, accaduto la mattina del 2 di gennaio in comune di Selva di Cadore. A notare la coppia di uomini rispettivamente di 72 e 66 anni, entrambi della provincia di Venezia, il personale del distaccamento sciatori della Polizia di Stato in transito sulla provinciale 20. I due, fermati dai poliziotti, hanno ammesso candidamente di volersi disfare proprio in quel luogo dell'immondizia prima di rientrare a casa nel veneziano. La coppia è stata denunciata per abbandono di rifiuti ai sensi del codice ambientale. 70.000 presenze ed un bilancio che si profila roseo per Belluno Viva, la società privata che ha gestito il Natale in città, che più di qualche strascico polemico ha comunque lasciato sul campo. Tutto è perfettibile, si apprestano a dire da Palazzo Rosso e organizzazione. A Belluno il villaggio di Natale smonta le tende nel senso letterale del termine. Delle installazioni in legno o simillegno illustrate nel render presentato a stampa e commercianti non si è vista nemmeno l'ombra. Il particolare, non di poco conto, è stato il tema più dibattuto per un mese intero. Uno sfregio per la maggioranza dei bellunesi che, pur apprezzando lo sforzo della società Belluno Viva, contavano di vedere qualcosa che abbellisse e non deturpasse il salotto buono di Belluno. Francesco Soriani, architetto incaricato di disegnare il villaggio di Natale. Ci siamo confrontati con le commissioni pubblica sicurezza, pubblici spettacoli, che hanno fatto sì che ci fosse un cambiamento, in alcuni casi anche radicali, del progetto. Il nostro obiettivo era comunque mantenere i nostri principali focus, che era fare un villaggio per famiglie, e noi riteniamo che comunque questo obiettivo sia stato ampiamente raggiunto. I primissimi numeri parlano di 70.000 presenze complessive in centro città, che hanno contribuito a gratificare soprattutto gli affari di bar, pizzerie e ristoranti. Molto meno, per non dire nullo, il riscontro per i negozi, e fra i commercianti la delusione importante. Ribatte Soriani. Il Natale non è dell'Astor, l'idea è arrivata dall'Astor, ma l'abbiamo sempre visto come un servizio alla città, cioè la società Belluno Viva voleva far sì che Belluno rinascesse nella sua totalità, quindi non una specifica persona o società, ma coinvolgendo tutti. Il sostegno è arrivato dalle categorie e dagli stessi commercianti, ma tutti a bocce ferme chiedono un cambio di passo per i prossimi anni, visto che Belluno Viva, la società che ha partecipato e vinto in solitaria il bando del comune di Belluno, si occuperà di gestire anche il Natale 2025 e 2026. Tutto per l'appunto è perfettibile, era un'edizione zero, un bando triennale che vuole avere un respiro appunto per l'appunto di più anni, e per il quale quindi andremo a vedere insieme alla società come migliorare. I disagi ci sono sempre, tutte le scelte comportano disagi. Chiaramente da parte dell'amministrazione pubblica il compito di andare a ridurli. Un mese di eventi natalizi in città, il Comune ringrazia i privati che incontrerà nei prossimi giorni per fare il punto, ufficializzata da oggi con delibera di giunta in accordo con Belluno Viva, la proroga con tempistiche ampie alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. La società garantirà la pista fino alla fine di gennaio, la proroga gli permetterà di operare anche nel mese di febbraio, sarà una valutazione da fare circa anche le condizioni atmosferiche. Ed in chiusura del nostro telegiornale ancora spazio alle rappresentazioni delle vostre natività con la nostra rubrica Il tuo presepe. Sono davvero tantissime le immagini che ci avete inviato, e quindi continueremo a vederle ancora per tutta questa settimana. Stasera vediamo insieme il presepe realizzato da Alberto Bergamo per la parrocchia di Rovarè, Alexandre e Gabriele Favaretto di Oderzo, Giuseppe Massolin di Ponzano, Laura e Mauro di Montebelluna e Lorena Rizzardo di Camalò. Subito dopo la sigla poi vi ricordo l'appuntamento con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci.